Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi qui presenti e con tutti quelli che ci seguono dalle loro case. Riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, che supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. In terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo.
Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parole di Dio. Rendiamo grazie. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile del suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono ai piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi comandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Gloria a te. Alleluia, Leggiamo in questa pagina del Vangelo di San Giovanni: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. In questa frase del Vangelo di San Giovanni noi troviamo questo termine, questa parola che normalmente non si usa, che l'abbiamo sentita a volte ripetere in chiesa, il termine paraclito. Evidentemente il termine paraclito è qui attribuito allo Spirito Santo. Ai tempi di Gesù comunque veniva usato questo termine e aveva in particolare 3 significati. Il primo significato era quello di giudice, di difensore di persone che venivano accusate. Ecco, il difensore era chiamato paraclito. Lo Spirito Santo viene chiamato con questo termine perché è colui che si mette a fianco della nostra vita e giudica e ci aiuta a giudicare le nostre azioni e diventa il nostro difensore nel momento della difficoltà e della prova. Diventa il nostro difensore quando siamo magari accusati innocentemente e ci aiuta ad essere forti nella prova. E nel momento in cui l'accusa è giusta ci aiuta ad essere umili nel riconoscimento della nostra colpa e nel celebrare il sacramento della misericordia e del perdono. Difensore, colui che ci sta vicino, colui che ci difende, colui che ci aiuta ad essere persone vere, persone forti. Ancora il termine paraclito significava il consolatore, colui che si mette a fianco della persona ferita, della persona provata e lo sostiene e lo consola. Passiamo, vedete, dall'immagine del tribunale, di chi giudica, di chi difende, all'esperienza dell'amicizia, della tenerezza di colui che ti sta vicino e nel momento della difficoltà ti dà una mano, ti consola, ti solleva.
Da soli, nel momento della prova, noi potremo conoscere solo la disperazione, con Lui invece la pace e la dolcezza di chi ti sta accanto e ti consola. La terza accezione di questo termine, consolatore, paraclito, vuol dire suggeritore, consigliere. E se noi ricordiamo l'immagine del teatro, noi sappiamo che dietro le quinte c'è sempre il suggeritore, oppure nella buca che sta davanti c'è la persona che, avendo il copione in mano, ti può aiutare a non fermarti, a non perderti, ti suggerisce la parola giusta da dire in quel momento. Ecco, lo Spirito Santo viene paragonato a colui che suggerisce, a colui che consiglia. Gesù stesso aveva detto ai suoi discepoli: quando sarete accusati, non preoccupatevi di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Lo Spirito del Signore che dona il suo consiglio. Non è questo un modo astratto di pensare allo Spirito del Signore, allo Spirito Santo. Lo possono ben dire i cristiani che oggi, sempre, sono perseguitati a causa della fede. Le parole, gli atteggiamenti, la forza che vivono in quel momento non può venire da loro, ma solo dallo Spirito del Signore. Senza il suggerimento dello Spirito, noi nella prova andremo nella disperazione, mentre con Lui presente noi siamo aiutati a superare la superficialità, a superare l'egoismo e a vivere con decisione, con libertà, il dono della fede che abbiamo ricevuto. Stiamo per uscire in questi giorni da una prova non indifferente che abbiamo vissuto tutti. Anche nelle nostre chiese da domani riprenderemo le celebrazioni liturgiche aperte al popolo, aperte al pubblico. Quanto è importante che noi oggi, sempre, sappiamo rivolgerci al Signore, sappiamo invocare il suo Spirito che è difensore, consolatore, suggeritore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Insieme con i nostri fratelli radunati in questa Eucaristia, anche nelle loro case, ci rivolgiamo al Signore Gesù chiedendo l'intercessione della sua Santa Madre. Gesù non ci lascia soli, ma ci accompagna nella Chiesa con il suo Spirito Santo. Affidiamo Papa Francesco, i nostri vescovi e tutti i sacerdoti che lavorano al servizio del popolo di Dio. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Il Signore Gesù ci conservi uniti nella Chiesa, desiderosi di conoscere il mistero cristiano e pronti sapere a rispondere a chi ci domanda ragione della speranza e della fede nelle difficili circostanze che stiamo vivendo. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i giovani, vivano nel desiderio di una vita grande e piena di fascino. Affidiamo quanti sono chiamati al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Signore ci doni sacerdoti santi. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per l'Italia e per il mondo, con l'intercessione di Maria e dei santi. Il Signore ci liberi da ogni male e la vita delle persone e delle famiglie si rinnovi nell'incontro, nel lavoro e nella ripresa della pratica liturgica. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Domandiamo a Dio Padre lo Spirito di vita perché porti a compimento le nostre domande secondo la ricchezza della sua grazia, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio perché, rinnovati nello Spirito, possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, a te le lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, San Bartolomeo, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero,
conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Roberta e tutti i defunti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita.
Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. Invitiamo tutte le persone che non hanno potuto ricevere Gesù nel sacramento dell'Eucaristia di vivere questo momento di comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, ne sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.